entriamo invece nel vivo del progetto innovativo, quindi di Open Riccio, di quell'attività che sta all'interno del PIF ma che è stata focalizzata e incentrata proprio sugli aspetti di innovazione della filiera castanicola. Questa parte qui è divisa in due sessioni praticamente, perché i due grandi filoni su cui ha lavorato il progetto sono, da un lato, quello del sistemi innovativi per il monitoraggio e la gestione dei castagneti, e un secondo filone di attività è stato invece dedicato allo studio degli scarti di lavorazione delle castagne e al loro possibile utilizzo per nuovi prodotti. Quindi diciamo partiamo intanto da una presentazione complessiva dell'Open Riccio con l'intervento in capofila Mirko Fazzi, che lo vedo laggiù, che non vuol venire, ma noi ce lo facciamo venire per dirci due parole sul progetto, e poi entrando più nel merito della descrizione del progetto con Giovanni Alessandri e poi con gli interventi. Come ha detto Giovanni, sono il capofila di questo bellissimo progetto. Io sono tantissimo soddisfatto perché una cosa così impegnata penso che mai esisteva in azienda, e sono contento di vedere queste cose che è stato fatto. Ringrazio l'associazione, ringrazio Giovanni, ringrazio tutti e speriamo che la prossima apertura bene, insomma, le nostre opinioni, tutta la nostra, diciamo, questa agricoltura che siamo rimasti un pochino indietro negli anni, però con queste cose iniziamo, speriamo di passare avanti a tutti. Questo sì, grazie. Allora, intanto grazie a Mirko, non voleva intervenire, ce l'aveva detto, ma insomma, a noi ci fa piacere, ha fatto un saluto, perché Mirko comunque è una delle aziende castanicole giovani, con un'azienda importante perché ha una superficie castanicola, diciamo, elevata, oltre 14 ettari di castagno da frutto coltivato, e quindi è uno dei giovani che appunto sta investendo nella castanicoltura, e per cui per noi è importante che appunto partecipa insieme a altre aziende come appunto Roberto Olivieri, Andrea Olivieri, altri giovani che sono vogliono appunto sviluppare il settore della castanicoltura, ma soprattutto sono disponibili a partecipare a questi progetti di innovazione. Il progetto di innovazione è appunto Open Riccio. Io fra l'altro ho voluto mettere un pezzo di una robbiana di Santa Fiora che, come vedete, ha un riccio aperto, e quindi era particolarmente interessante, perché proprio per dimostrare che la castanicoltura da sempre fa parte anche della cultura del nostro territorio. Open Riccio perché gli abbiamo dato questo titolo proprio perché abbiamo immaginato che appunto quando si apre il riccio c'è il frutto, ma fra l'altro con questo dal riccio possono venire fuori anche altre cose molto interessanti. Io farò un primo excursus con alcune foto, poi lasciamo la parola invece ai tecnici, soprattutto degli enti di ricerca e delle aziende che hanno partecipato al progetto. Ognuno ci parlerà del proprio lavoro, che poi è stato un lavoro d'insieme. Io cercherò un attimo di legarlo. Allora, come abbiamo già detto, il progetto Open Riccio è all'interno del PIF Bacastro Plus, che è appunto un progetto integrato di filiera. Abbiamo già detto tutto di questo, quindi non ci rientriamo. Il Open Riccio può essere sintetizzato anche nel logo dal drone e dalla crema di castagna, poi lo vedremo, perché questo progetto è diviso in due sottoprogetti, quindi si parla di mappature e si parla appunto di estrazioni di sostanze bioattive per la produzione di creme, quindi questa è un po' la sintesi anche con una foto. Allora, chi sono i partner di questo progetto? In questo progetto ci sono stati 10 partner attivi, e quindi hanno preso un finanziamento e hanno collaborato attraverso un accordo di cooperazione che è stato stipulato. Abbiamo 3 enti di ricerca che sono il CNR di Valsa di Sesto Fiorentino, l'IBIMET CNR di Firenze e l'Università di Siena con il Dipartimento di Biotecnologie Chimiche e Farmacia. Questi sono i nostri 3 enti scientifici che hanno collaborato. Poi abbiamo avuto
produzione di cosmetici del Qualiterme di Figliano, Qualiterme SRL, una ditta meccanica di Cinigiano, la Roggi SRL, la CIA Toscana, che è il nostro partner di divulgazione, che ci ha aiutato, che ci ha sostenuto nella parte appunto divulgativa, e poi le 4 aziende agricole. Le ho lasciate per ultime, ma sono invece la base, perché le 4 aziende agricole noi abbiamo scelto tra l'altro 4 aziende, 3 del versante grossetano e una del versante senese, sono tutte e quattro aziende giovani che stanno investendo sulla castanicoltura, ma soprattutto aziende disponibili a partecipare ai progetti di cooperazione, di innovazione, e non è così scontato, perché insomma i progetti di cooperazione sono dei progetti molto particolari e che quindi ci vogliono delle persone appunto sono disponibili poi a fare anche azioni che vengono richieste dagli enti scientifici. Di questo un po'. Allora, le aziende sono Pazzi Mirko, l'azienda Unigliere Roberto e Unigliere Andrea, che sono tutte del comune di Castel del Piano, sono tutte e 3 aziende castanicole e tutti e 3 i proprietari sono anche potatori tree climber, quindi sono gente esperta e fra l'altro hanno già partecipato a altri progetti di innovazione anche nella passata programmazione, progetti molto, molto importanti come Bioascoli, Tacipoli, Capi, eccetera. Poi abbiamo invece anche un'azienda del versante senese, una delle aziende per me più rappresentative e più interessanti, che è la Loccone SRL, e che fra l'altro ringrazio Renato, perché oggi siamo appunto a Pian Castagnaio anche grazie a lui, e anche che ci ha aiutato a realizzare il convegno finale, e Renato lo ha voluto a Pian Castagnaio, per noi Pian Castagnaio è una delle aree fondamentali appunto del nostro TUF. Allora, vediamo che cos'è Open Riccio. Open Riccio è l'acronimo di Open e ottenimenti di prodotti evoluti e nuovi cosmetici e ricognizioni. Il progetto ha sperimentato 3 cose. Intanto un sistema di trattamento dei ricci con la realizzazione di un prototipo pilota per l'estrazione di molecole bioattive da ricci e bucce di castagne. Tra l'altro questo prototipo lo potete vedere all'ingresso della sala, sul camioncino bianco c'è questo prototipo, è stato realizzato dalla ditta Roggi SRL con il supporto anche della Next Technology Tecnotessile, e è un prototipo molto particolare e l'abbiamo voluto portare perché così appunto lo potete vedere. Questo prototipo serve appunto per l'estrazione di molecole che appunto ha studiato l'Università di Siena, perché appunto l'Università di Siena nella ricerca che sta conducendo ormai da molti anni ha iniziato a estrarre dai ricci e dalle bucce di castagne una serie di molecole bioattive molto importanti che sono state poi anche sperimentate a uso cosmetico in questo progetto, ma ce ne parleranno meglio loro, ci saranno poi degli interventi precisi. Poi abbiamo un'altra parte di progetto che è legata principalmente alla mappatura. Si parla di mappature, si parla soprattutto di fotografia proveniente da satelliti, quindi disponibile, ma anche fotografia fatta appositamente con voli aerei a bassa quota e voli di droni per realizzare delle mappature, delle nuove mappature dei castagneti per monitoraggi multiscala. Quindi sono state fatte proprio delle operazioni di silvicoltura di precisione. Oggi è molto interessante l'agricoltura di precisione, nel nostro caso il castagno, come sapete, siamo all'interno del bosco e quindi ci spiegheranno con precisione, vedrete anche, non so se ci faranno vedere delle parti di mappa, vedrete che cosa si può fare, si apre uno scenario completamente nuovo per quanto riguarda il castagno. Allora, intanto le fasi del progetto sono state principalmente delle fasi ci sono state anche molte riunioni, quindi oltre alle fasi in campo, il castagneto, il laboratorio, eccetera, ci sono state anche molte riunioni iniziali anche per definire le varie questioni. Questa è una delle riunioni che è stata fatta con appunto
castanicoltori presso la sede dell'Associazione della Castagna. Allora, Operriccio ha trattato delle problematiche della filiera castanicola, perché diciamo, nella filiera castanicola ci sono dei problemi, ci sono anche dei problemi che devono essere in qualche modo risolti, però questi problemi sono stati trattati in maniera estremamente innovativa. Intanto da sempre con Lorenzo, con l'Associazione della Castagna, ci chiediamo che se praticamente come mai non c'è una cartografia aggiornata, quindi una mappatura precisa delle superfici castanicole del nostro territorio. E quindi questo era, diciamo, il nostro obiettivo, avere un quadro, diciamo, abbastanza preciso dei castagneti da frutto, dei castagneti da legno e anche, diciamo, delle aree più vocate o meno. Con questo progetto si è aperto, diciamo, un mondo completamente nuovo, anzi oltre, diciamo, le nostre aspettative, perché diciamo, la mappatura che intendevamo noi era una mappatura tutto sommato banale, mentre invece oggi con i mezzi possibili vedrete sono delle mappature 3D, delle mappature che danno diciamo, una serie di risultati inaspettati. Si arriva addirittura alla stima della produzione di castagne dalle mappature, quindi vedrete gli scenari che si aprono e quanto sono importanti, soprattutto in un momento di cambiamenti climatici dove dobbiamo decidere che cosa fare dei nostri castagneti, quali aree recuperare, perché non tutte le aree oggi sono più vocate, e quindi c'è la possibilità qui vedrete dopo di che scenario si apre con le mappature, per cui questo progetto in realtà non si chiude ma si apre, quindi apre, diciamo, un nuovo mondo che deve essere indagato. L'altra questione, anche qui che non si chiude ma si apre, è quella, diciamo, dell'utilizzo dei ricci di castagne. I ricci di castagne fino, diciamo, non venivano più utilizzati se non per la pacciamatura, venivano lasciati nei castagneti, ma molto spesso venivano, diciamo, da noi vengono bruciati perché comunque danno fastidio per la raccolta delle castagne. Quindi, diciamo, sono un prodotto di scarto. Ecco, invece viene fuori che i ricci hanno una serie di componenti, di proprietà estremamente interessanti che possono essere, diciamo, utilizzate in più comparti, fra cui anche il comparto, diciamo, della cosmesi. E quindi questa prova sperimentale dai ricci di castagne arrivare appunto alla produzione di creme, questo grazie soprattutto all'Università di Siena, al Dipartimento appunto di Biotecnologie, Chimica e Farmacia, che stanno lavorando da tanti anni all'estrazione di questi componenti, ma che hanno poi sperimentato diciamo, con questo progetto la possibilità. E appunto queste estrazioni diciamo, nei laboratori universitari sono particolarmente complesse, è venuto fuori anche l'idea di trovare un prototipo per poter estrarre più facilmente questi componenti, per cui avere una produzione di questi componenti per poter poi utilizzare appunto ad esempio in cosmetica. E quindi è stato realizzato questo prototipo proprio per il trattamento. Quindi come vedete, insomma, ne è stato fatto di lavoro diciamo, molto, molto interessante. In più Qualiterbe, oltre a Roggi appunto Qualiterbe ha lavorato appunto alla realizzazione di una crema. Qualiterbe è un'azienda diciamo del territorio, appunto ha la sede a Potigliano e hanno lavorato appunto con questi componenti antiossidanti realizzando una crema legata ai ricci di castagno. Questa è la prima volta perché in realtà non esistono delle creme legate all'olio, al vino, ad altri prodotti, ma diciamo sui ricci di castagne è la prima volta che viene fatto diciamo, un prodotto di questo tipo, quindi questo è sicuramente un prodotto innovativo, inoltre con sostanze particolarmente interessanti, ma ce ne parleranno diciamo, successivamente. Allora, quindi io qui ho già detto, quindi la cosa importante, quindi i nostri obiettivi erano quelli di avere una fotografia puntuale delle superfici coltivate a castagneto da frutto, almeno coprire circa 600 ettari, diciamo l'area più accorpata dei castagneti, capire, indagare il loro stato di manutenzione e soprattutto anche poter studiare poi il portafoglio, studiare la fenologia del castagno per stimare la produzione attraverso le mappature. Questo è
state scelte delle aree di saggio, sono state contate le piante, numerate, sono state potate queste piante, sono stati raccolti i ricci, le bucce, diciamo nei castagneti. Sono stati fatti voli aerei, sono stati fatti voli con i droni, è stato fatto un lavoro con le foto da satellite, quindi è stato fatto un lavoro molto complesso. Stessa cosa sul prototipo da parte di Roggi, è stato realizzato, è stato verificato dal punto di vista funzionale per l'estrazione dei fenoli in stretto contatto con l'Università di Siena, che ha lavorato anche in laboratorio per l'estrazione appunto delle sostanze. Le azioni invece di qualità sono state quelle di prova, di varie prove per arrivare a definire un prototipo di crema. In più c'è il lavoro che ha fatto appunto la SCIA della divulgazione dei risultati, come appunto l'organizzazione di convegni e seminari. Io vorrei farvi vedere un po' di foto di alcune operazioni, ad esempio Renato raccoglie ricci per poi fare, sono stati portati appunto all'università dove sono stati fatti diversi test, qui Qualiterbe, qui c'è una parte dell'estratto, sono state fatte delle riunioni dove si parlava del progetto, qua qui c'è la crema che poi appunto potete vedere, ci sono anche peroncini appunto gratuiti che potrete provare poi per vedere appunto se questa crema appunto funziona. Qui c'è Mirko Fazzi insieme a Carla Nati del CNR, stanno facendo marcando le piante, la riunione con Terra System SRL per la fotografia, o Filippo che illustrava l'associazione le possibilità delle diverse mappature, c'è il prototipo dell'estrattore, Andrea Guglieri in campo che appunto stanno assaggiando le piante, una riunione fatta a Qualiterbe anche con Roggi per le creme, e poi ci sono alcune mappe che poi ci illustrerà Filippo dove appunto si possono vedere cose molto interessanti con foto aeree e ricostruzioni delle chiome in 3D. Ci sono i voli del drone, ci sono appunto le varie fasi appunto del progetto con appunto riunioni, convegni, il progetto è stato particolarmente complesso. C'è anche la notte dei ricercatori a Siena, appunto l'Università di Siena, che è stata fatta ogni anno, dove è stata fatta una divulgazione anche per i bambini, quindi portando il progetto anche appunto alla fine di settembre a Bright, e quindi sono progetti azioni molto importanti. Il progetto è un progetto molto importante perché comunque ha avuto un budget di 500.000 euro, quindi mezzo milione di euro suddiviso nei vari partner. Alla base del nostro progetto c'è un accordo di cooperazione che è stato firmato il 20 giugno 2016 che si chiuderà alla fine del progetto e che appunto contiene gli obblighi e gli impegni di tutti i partecipanti. La tempistica del nostro progetto, considerate che l'accordo è stato sottoscritto nel 2016, il nostro progetto si chiude il 13 ottobre 2018 appunto con il collaudo, quindi siamo partiti il 13 aprile, come vedete dal 2016 al 2018, ma la presentazione del PIF risale addirittura al 2015, quindi sono 3 anni di lavoro abbastanza lunghi. Ancora altre fasi del progetto, e questo progetto però è molto interessante perché il finanziamento è al 90% a fondo perduto e quindi particolarmente valido, ma deve essere chiara la ricaduta per la parte agricola per i produttori primari, ma vedrete che la ricaduta positiva per i produttori primari c'è sicuramente. La divulgazione dei risultati, infine c'è un sito di progetto che lo trovate appunto openreach.sciatoscana.eu, quanto è stato compito della SCIA realizzarlo, è in corso di completamento, ci metteremo un po' tutti i lavori che sono stati fatti. C'è un declino di progetto, oltre al servizio stampa, poster e poi anche numerosi articoli che sono usciti durante tutto il percorso, poster, il lavoro, e infine le azioni di divulgazione. Sono state fatte tre situazioni. Allora, un primo seminario
sul benessere delle castagne e dei ricci, quindi legando, utilizzando diciamo, il sottoprogetto legato appunto alle creme e all'estrazione delle molecole bioattive. Io vi ringrazio e lascio la parola a tutti i tecnici.